benvenuti al Parco di Santa Maria di Sibiola. Durerà esattamente 2 giorni interi perché non si fanno le cose arrangiate, si pensa sempre in grande e devo dire che il primo applauso ve lo chiedo per Valentina Meloni e Giovanni Solinas perché sono loro le menti di questa seconda edizione, ma così come la prima dell'Hippie Music Days, aggiungo una S visto che appunto non è solo una giornata come l'anno scorso, ma sono esattamente 2 giorni pieni in questo parco che è di 7 ettari e in ogni angolo di questo parco ci sarà qualcosa, ci saranno attività. Poi vi do anche i numeri. Ovviamente lo spirito come sempre rimane quello dell'attingere dalla cultura hippie degli anni 60 e 70 per quanto riguarda ovviamente la volontà di accorpare valori come pace, libertà, amore, che sono i fondamenti appunto di quel movimento, e traslarli a ciò che è oggi comunque in una società che ha ancora bisogno di condivisione, sempre di più di essere unita e di poter condividere spazi aperti come questo parco che non è stato scelto a caso, è uno di quei parchi meravigliosi che la Sardegna offre ma che la zona della Basso Parteolla offre per mettere insieme anche un po' di energie che arrivano dalla terra, e questo parco è ricco e come dicevo ci sono tante zone. Quest'anno è coperto in ogni angolo, 2 palchi, uno questo di 180 metri quadri, uno un po' più piccolo di 80 metri quadri in una zona diciamo rispetto a questo palco più a nord-est sì, del Parco di Santa Maria di Sibiola, dove accadranno cose più intime, la zona olistica così è stata definita, ma poi insomma davvero la possibilità di godere di queste 2 giornate in un periodo dell'anno dove si dice che il periodo è legato al Sol Invictus, cioè il sole vincitore su quelle che sono le tenebre, quindi con la maggior parte di giornata sfruttabile per le ore di luce rispetto al buio. Quindi ci sono veramente tanti elementi che ci portano qui in questi 2 giorni, e come ogni volta si inizia a un orario presto del mattino ed è poi un crescendo anche per quanto riguarda il pubblico e le persone che arriveranno a godere di 12 ore di musica live e di una serie di cose che veramente devo elencare perché a memoria tenerle è molto complicato, però vi do un paio di numeri che sono interessanti. 140 artisti, ci sono oltre 80 espositori artigianali che ringraziamo per essere qui e sono fondamentali, 24 operatori olistici, 23 insegnanti di yoga, 12 artigiani di maestri e di mestieri antichi, 20 street food, oltre 120 volontari, 27 partner, 30 sponsor, ma la cosa più importante è grazie soprattutto a voi che siete qui alle prime ore del mattino. Vi consiglio poi di godere delle parti ombreggiate, se no vi gremate sotto il sole, però quest'anno appunto abbiamo allestito anche questi piccoli spazi dove magari tutti non ci staranno ma qualcuno potrà prendersi il proprio angolino. E poi la cultura hippie è quella di buttar giù un asciugamano, un telo per terra e trovare magari anche ombra sotto i tanti ulivi che ci sono qui al Parco di Santa Maria di Sibiola. Il primo step di questa maratona, perché secondo me è proprio una maratona sia oggi che domani, sarà aperto da 2 cori oggi e uno poi domani mattina, però quello di oggi che tra poco salirà su questo palco e darà il via ufficiale alla seconda edizione dell'Hippie Music Days ve lo presento tra poco. Intanto volevo ringraziare RMC Records di Maurizio Casu, che è dentro quel camper lì e che registra, anzi manda in diretta tutta la... sì, fateglielo l'applauso perché lui sta là dentro, però da là dentro governa queste telecamere che abbiamo di fronte e manderà in diretta per quelli che non potranno essere qui quest'anno tutto l'evento, perciò ci si potrà collegare e godere lo stesso anche da ovunque uno si trovi di questa seconda edizione. Allora, il coro si chiama Punto Musica e nasce nel 2019 da un'idea di Lucia Porceddu, che è la maestra
direttrice d'orchestra o direttora d'orchestra, poi alla fine le desinenze ognuno le metta un po' come vuole, e chiaramente porta con sé tutta quella che è la cultura popolare afroamericana gospel, e saranno 5 i pezzi che ci regaleranno in apertura di questa prima giornata, da Amen Gospel, Oh Freedom, Adiemus, Wade in the Water e Baiana. Questi sono i 5 pezzi, loro stanno arrivando sul palco, l'applauso fatelo ancora più forte così li accogliamo nella giusta maniera. Ringrazio per quanto mi riguarda anche il direttore di palco Daniele, che sarà un supporto fondamentale, tutti i ragazzi di LP Service che lavorano e hanno allestito questo palco, ma anche tante altre zone all'interno del villaggio. E maestra, dove sei? Arriva per ultima la maestra a dirigere? No, sei qua? Sei già qua davanti? Qual è la maestra? No, arriva per ultima. Eccola, eccola. Ha un colore diverso, ecco, la riconosco perché lei è l'unica, come si dice, pecora nera? No, è l'unica che ha appunto la veste di un colore differente per poi organizzare il lavoro. Grazie innanzitutto, complimenti per quello che fate, e andiamo a cominciare? Con cosa cominciamo? Amen Gospel. Ok, perfetto. E allora vi lascio con il coro Punto Musica di Dolianova. Seems a baby lying in a manger one Christmas morning. Seems the seaside preaching and healing to the blind and feeble. Seemed the garden bring to his father in the pastoral. Yes, he is my Savior. Jesus died to save us, and here on his name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hey, dun, 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 dooby doo doo dun, 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 dooby doo doo dun, 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 dooby doo doo dun, 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 dooby doo doo dun, 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 dooby doo, dun, dooby doo doo, dun, dooby doo, dun, dooby doo doo, dun, dooby doo, dun, dooby doo, dooby doo, dooby doo doo, dun, dun, dooby-doo. Oh, freedom. Oh,
freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go on to my love and be free. Oh, freedom. Freedom. Oh, freedom. Freedom. Over me. And before I be a slave, buried in my own grave. Oh no, my Lord, and be free. No more weeping, don't you know? No more weeping. No more weeping over me. And before I be a slave, I'll be buried in my own grave. Oh no, and be free. Oh, freedom. Oh no, freedom. Freedom over me.
make it loud. Just like I go to the pharaoh, let my people go, go. Just like a girl to the pharaoh, let my people go, go. We are a new generation. It was gone when I come before. It's gonna hint to freedom, let my people go, go. We are Gashay, I be a papa, go ways to make it happen. If you know, say you wanna trouble, let my people go, go. We blow straight out of things, let me get it to the hills. If you know, say when the trouble, let my people go, go.
Punto fermo! Coro femminile di Doglianova che apre ufficialmente questa edizione 2024, la prima delle 2 giornate dell'Hippie Music Days. Fate un applauso più forte a queste donne che hanno interpretato la cultura afroamericana della musica gospel e che credo, insomma, vivano e rappresentino proprio quei valori di collegamento con l'anima, lo spirito e la terra che ci circonda. Quindi era il miglior modo per iniziare e dare il via a questa prima giornata. Grazie ragazze, potete rompere le righe, solo quelle però, rompete le righe e potete ritornare dietro. Grazie davvero di cuore, complimenti per la vostra performance meravigliose. Avete anche la clac, credo che insomma ci sia un po' di pubblico che sia venuto apposta per seguirvi. Brave, brave, brave. Alla prossima. Beh, insomma, non potevamo iniziare meglio questa prima giornata, anche perché il tema quest'anno è legato proprio al remembering yourself, cioè ricordiamoci di noi stessi. Cerchiamo di prenderci del tempo utile per fare cose che possano far star bene il nostro animo, il nostro spirito e far star bene anche la nostra mente. E quale miglior viatico, quale miglior collegamento ci può essere se non l'arte, la cultura, la tradizione, la musica, che accorpano poi un linguaggio comune che in maniera molto semplice unisce le persone, perché poi è questo l'intento di questo festival. Parte proprio da un'esigenza che arriva da Valentina Meloni e da Giovanni Solinas di riappropriarsi un pochino di quegli spazi e di quella condivisione che con il tempo anche del Covid un po' si era persa, però ormai il Covid, insomma, lasciamolo dietro, è un periodo lontano, anzi quasi, a me quasi sembra una vita fa, e speriamo ovviamente di non riviverla più. Però ci sono pochi spazi o poche iniziative di questo tipo che riescono in un unico luogo, come il Parco di Santa Maria di Sibiola, a riunire così tante attività diverse proprio per andare un pochino a stimolare quei sensi, perché ci sono attività multisensoriali che possono anche solo farvi godere, che ne so, della visione dall'altro attraverso i droni del festival, perché dalle 10:30 alle 20:30 vi do un po' di indicazione. Per esempio l'associazione FVP Scuola Volo dà la possibilità di vivere questa esperienza vista in prima visione del festival con droni e visori da indossare, quindi è un modo anche per provare o vivere delle esperienze differenti che magari nella vostra quotidianità non avete mai vissuto. E poi chiaramente la parte del cibo la fa da padrona. Ringraziamo tutti gli operatori, i food tracker che sono qui, i nostri maestri artigiani che hanno accettato l'invito. Ci sono solo di staff 700 persone che lavorano e che hanno lavorato nella costruzione di questo festival e di questa 2 giorni. Pensate che l'anno scorso, come è finita l'edizione del 2023, Giovanni e Valentina erano già al lavoro, ma non sto scherzando, il giorno dopo, per pensare a come si potesse realizzare qualcosa ancora di più grande, che durasse di più, che potesse far godere appunto di 2 giorni l'anno successivo, cioè quest'anno. Sembrava tanto un anno di tempo per fare tutto, ma vi assicuro che durante quest'anno si sono dovute mettere ovviamente in gioco anche collaborazioni, legami, si sono dovuti cercare tanti, possiamo dire, attori che hanno dovuto poi pian piano ognuno mettere insieme il proprio tassellino per far sì che questo villaggio prendesse vita e prenderà e prende vita lungo il corso di questa prima giornata, ma anche poi domani. Io vi consiglio anche di farvi un giro nel settore olistico, per esempio Gianfranco Piscitelli, perdita dei valori, questo è il tema nel palco B, quello un po' più piccolo che si sta svolgendo in questo momento. Ma poi se avete anche le scalette o perlomeno ci sono gli orari di tutte le cose che accadranno, e credo che un po' di voi, qualcuno l'avrà recuperato un programma tra le mani, potrà scegliere dove stare, cosa vivere, come viverlo e a che ora, perché è veramente una successione di tante cose che accadono
e tenere presente o farvi l'elenco di tutte sarebbe difficile e anche, se vogliamo, un po' noioso. Invece non è noioso, e lo faccio adesso perché si sarà ripetuto lungo il corso della giornata, ringraziare tutti gli sponsor indistintamente, ma permettetemi di ringraziare anche quelli che hanno contribuito in maniera più sostanziosa. Insomma, possiamo chiamarli i main sponsor. Allora ho un piccolo elenco di aziende da ringraziare, partendo da Secauto, Comecar SRL, Pirlo, Audaria, CGTE Rental, Isof SRL, Autovam Immobiliando, Colli Drill e ancora Hydrotherm 2000, Norma Assicurazioni, Hydrostore e Pischedda Lubrificanti. Questi sono i miei sponsor ai quali va il nostro applauso, va il nostro ringraziamento, perché credetemi, quando si dice zero contributi pubblici e sono 30 anni che faccio questo mestiere, per mettere insieme un circo di queste proporzioni, il 90%, voglio dire il 90 per non dire il 99% delle organizzazioni va poi ad attingere, anche perché comunque è cultura del territorio. Siamo appunto nel Basso Parteolla, questa è una zona meravigliosa, serdiana, ha sicuramente tante peculiarità caratteristiche, ma magari questo parco qualcuno di voi è anche la prima volta che lo vede o che lo calpesta, quindi è anche una promozione del territorio. E quando ci sono questo tipo di ingredienti all'interno di un progetto, molto spesso si va appunto a bussare o alla regione o al comune o alla provincia e dice: guardate, stiamo facendo questa cosa, volete patrocinarla? Avete voglia di darci un contributo? Non è accaduto e non accade, non è accaduto l'anno scorso, non accade neanche quest'anno, e mi sembra che questo da parte di Giovanni e Valentina sia uno sforzo ulteriore per poi far quadrare i conti anche di una macchina immensa, perché davvero, credetemi, ora voi vedete un palco, vedete tanti stand allestiti, se poi camminerete lungo le vie di questo parco durante la giornata accadranno anche altre cose, proprio on the road, ci saranno momenti di spettacolo che non saranno vissuti qui, ma saranno proprio redistribuiti all'interno del parco e in alcune zone specifiche. Poi questo ve lo racconterò e vi darò ovviamente tutte le informazioni utili per godere di questo spettacolo, che quest'anno aggiunge anche una parte nazionale ed internazionale. Ci sono insomma nomi come Ronnie Jones e tanti altri che sono venuti e hanno deciso di aderire a questo festival, anche per la credibilità che questo festival dall'anno scorso poi è riuscito a recuperare o a costruirsi. Quindi speriamo che sia sempre in crescendo, viviamoci queste 2 giornate nella maniera più utile, cioè spensierata e con la voglia di condivisione, di stare insieme. E forse già qualcuno dentro quegli uffici di quella casetta sta pensando a cosa potrà accadere nel 2025. Ma, come si dice, non mettiamo il carro davanti ai buoi, anzi, partiamo da quello che adesso su questo palco si sta manifestando e si sta allestendo, cioè la prima delle tante band dopo il primo coro gospel che ha aperto questa prima giornata. Sarà la prima band, questa che vediamo sul palco, che sta facendo il soundcheck. Poi, come sempre, anche in diretta, lo dico a chi ci segue su RCM Records, ci sono dei tempi tecnici di soundcheck che devono poi essere rispettati per fare in modo che i ragazzi del service, da Stefano lì in regia centrale a tutti i ragazzi qui sul palco, possano attuare per far sì che le band suonino nella maniera migliore. Allora, appena i nostri musicisti ci daranno l'ok, soprattutto i tecnici daranno... Va bene, allora, siccome servono ancora un po' di minuti per rendere la cosa anche più piacevole e non essere solo io a dovervi raccontare tante cose che vi racconterò durante il corso della giornata, mettiamo un po' di musica in questi minuti per dare modo ai ragazzi di finire il soundcheck e a voi anche magari di sentire un po' di note carine prima di quelle live. Stefano, allora un po' di musica.